Nel carcere minorile di Quartucciu a quanto pare serve più luce, spazio al colore, questo il titolo della tesi presentata da una giovane architetta di 27 anni dell'Università di Cagliari. Serve quindi più colore? Sì, serve più colore, ma la finalità della tesi, che appunto ha visto uno studio del colore e dei sistemi di orientamento all'interno dello spazio, è volta all'umanizzazione dello spazio, che è un concetto fondamentale, che rientra in un'ottica ancora più ampia che è quella della riabilitazione, perché la ragione per la quale i ragazzi sono qui è quella di fare un percorso che li possa reinserire all'interno della società. Come mai attraverso i suoi occhi serve appunto umanizzare di più il carcere? Cosa si può ottenere meglio? Perché i ragazzi qui vivono una condizione di restrizione di libertà, quindi non hanno nessun contatto con l'esterno, vivono in un ambiente che non gli permette di appunto vivere bene come vivrebbero fuori da qui, e quindi è importante ricreare un comfort ambientale, quindi migliorare la qualità della vita dei ragazzi. E come? Appunto in questo caso la mia proposta prevede un'ipotesi di intervento che riguarda appunto il miglioramento degli spazi attraverso l'uso del colore. Diciamo che l'obiettivo che vorremmo realizzare poi prevede un lavoro assieme ai ragazzi. L'idea è quella di realizzare questo miglioramento degli spazi attraverso il lavoro insieme a loro, quindi tutto ciò che è stato studiato e pensato è rivolto poi alla realizzazione pratica. Durante questi mesi lei ha avuto a che fare con i suoi quasi coetanei, sì, appunto, esatto. I ragazzi reclusi qua nel carcere. Che cosa le lascia questa esperienza, ma soprattutto cosa le hanno raccontato i ragazzi? Allora, io con i ragazzi ho sempre avuto un rapporto assolutamente naturale, ci siamo sempre relazionati gli uni agli altri in maniera molto spontanea, quindi si è creato un legame forte tra di noi. Non ho mai visto differenze, nel senso che io non li ho mai visti come persone diverse. Per me sono ragazzi normalissimi e sono persone che mi hanno dato tanto, e spero che anche loro abbiano comunque un ricordo di questi mesi passati insieme a lavorare insieme.